Signore e signori, benvenuti alla presentazione ufficiale dei campionati italiani giovanili di ciclocross Castello Roganzuolo Sanfior, 28-29 gennaio 2023. Bene, buonasera a tutti, eccoci qua. Avete fatto il conto? Meno 35 giorni a questa meravigliosa 2 giorni, quindi il tempo stringe, manca sempre meno, si lavora alla Clemente, ci sono tantissimi dettagli, gli ultimi come al solito, come dire, saranno conclusi proprio nelle ore che precederanno questa meravigliosa 2 giorni. Benvenuti, stasera sveleremo tanti dettagli, uno su tutto ovviamente il percorso di gara che ovviamente molti di voi più o meno immaginano, dato che per il 70-80% ricalcherà quello della gara di fine anno 2021 del Mastercross SLSMP, ma ci saranno anche alcune importanti novità. Di questo parleremo con i nostri gentili ospiti, ma la prima a cui ho il piacere di cedere il microfono è una persona che solitamente all'interno della società sportiva sanfiorese sta dietro le quinte, ma non ha un ruolo da poco perché è uno dei due vicepresidenti della società sportiva sanfiorese. Sto parlando di Sara Pizzol. Eccola qua. Aspetti un attimo. Vicepresidente. Buonasera a tutti intanto, grazie di essere venuti. Ma sei partita così a raffica e tu eri Serve preoccupata di quale domande ti avrei fatto, invece via così. Dai, Sei emozionata? Sei pronta? pochino. Siete pronti? Sì, siamo pronti, mancano alcuni piccoli dettagli, ma insomma il grosso del lavoro è stato fatto e dai, piano piano adesso nel corso della serata scoprirete qualche novità che ancora non sapete. E basta. In bocca al lupo, Grazie Sara. Grazie a voi. E prima di far intervenire le nostre gentili autorità e i nostri gentili ospiti, è il momento di un nuovo secondo contributo video con il quale andiamo anche a rivedere proprio alcune immagini dell'edizione scorsa, ma anche alcune immagini proprio di ciò che circonda il tracciato di gara di questi campionati italiani di ciclocross. Beh, qualche piccola pillola, perché insomma ce ne sarebbe da vedere, ce ne sarebbe da raccontare. Ci troviamo all'interno della sala consigliare del appunto comune di Sanfior e quindi in questo meraviglioso centro polifunzionale non posso non ringraziare per l'ospitalità e ovviamente lasciare la parola al primo cittadino di Sanfior, il sindaco Giuseppe Maset. Buonasera a tutti, benvenuti. Vittoria, entusiasmo, conquista, gioia, felicità, orgoglio, come lo possiamo definire questo campionato? Non lo so, pensate, ce lo dirà poi la società. Io, come amministrazione e a nome di tutta la cittadinanza, sono chiaramente
qui per fare i complimenti e ringraziare questa società che è l'orgoglio di loro per prima ma del paese, che ha prodotto diversi campioncini, lo possiamo dire, io non li ho a memoria, mi vengono in mente i Deon, i Darios, ma so che sono ben anche altri, e quindi questo è ulteriore orgoglio per loro, per il loro lavoro fatto. Però io ci tengo a sottolineare solo una cosa: per me il merito grandissimo che ha questa società è un merito educativo e la costruzione di uomini, perché guardate, io sto riscontrando i guai che abbiamo in società, abbiamo sempre più bisogno di costruire uomini e abbiamo tanti problemi. Io sono convintissimo che questo lavoro dello sport dilettantistico giovanile, diciamo dai 5 ai 15 anni, sia l'antidoto migliore per correggere i tanti problemi che abbiamo, perché sì, sarebbe facile dire mens sana in corpore sano, però guardate il lavoro che fanno questi allenatori che seguono questi ragazzi e che inculcano in loro il dovere, l'impegno, il sacrificio. Oggi abbiamo bisogno assoluto di insegnare, abituare, allenare la gente, le persone, cominciate dai giovani, al sacrificio e al dovere, perché io non sento più parlare di queste parole, ma sento sempre dire doveri e pretese. E io sono convinto che quel lavoro che si fa in questa età e con questo sport sia assolutamente vitale per costruire temperamento, uomini, insomma. E quindi per me la gratitudine più grande va per questo lavoro costante, annuale, di anno in anno, che sta facendo la società. Questo è il vero, per me, personale orgoglio, e quindi complimenti e ringraziamenti. Poi è chiaro che il campionato, adesso lo descriverete, eccetera, è la ciliegina sulla torta, e quindi benissimo, ben venga, credo che sia strameritata sia per la location, che abbiamo una parte del paese che stramerita, e però i meriti è indubbio che vanno dalla società, dai loro sacrifici, appunto a proposito di sacrificio fatti. Quindi complimenti e ringraziamenti. Grazie al primo cittadino, il sindaco Giuseppe Maset. Naturalmente questi campionati italiani di ciclocross giovanili 2023 sono e saranno patrocinati dalla Regione Veneto, e tra il pubblico è un piacere avere con noi in sala questa sera il consigliere regionale Sonia Brescaccina, che invito a un breve saluto. Grazie, vi ringrazio di poter essere con voi anche questa sera, quindi saluto il presidente Gastone Martorell e tutti gli altri amici della Sanfiorese che organizzano anche quest'anno un grandissimo evento. Un bel saluto anche a tutti i ragazzi, agli sportivi e a tutte le persone qui presenti. Penso che farete ancora vivere bene questa realtà, questo territorio, il mondo del ciclismo, nella realtà di Sanfior, che è una realtà in cui la passione per il ciclismo e la tradizione per le organizzazioni di alto livello ormai si sono fatte e qualificate in modo significativo negli ultimi anni, grazie alla loro capacità di saper organizzare e saper proporsi nel migliore dei modi. E questo unisce anche il tema della conoscenza del territorio, che abbiamo visto la Pieve, la chiesa monumentale, molto in un bellissimo video. Si affianca con noi anche la presenza ovviamente della federazione. Saluto con molto piacere, lo rivedo perché io sono stata ospite sua a Padova qualche settimana fa, quando avete premiato tutti i campioni del ciclismo, il presidente regionale Checchin e anche ovviamente il presidente provinciale Dalbò e tutte le altre autorità del ciclismo. Il ciclocross è una disciplina straordinaria, una disciplina che si affianca e che completa il panorama del ciclismo, e noi siamo molto contenti. Io non posso che essere felice di essere amica della Sanfiorese, quindi di Gastone e tutte le persone che collaborano con lui per organizzare questo evento. E sicuramente a fine gennaio trascorreremo delle bellissime giornate a Castello Roganzuolo. Buonasera a tutti. Grazie al consigliere della Regione Veneto Sonia Brescaccina.
Ed ora arriviamo alla Federazione Ciclistica Italiana, che è molto rappresentata questa sera qui a San Fior. Comincerei dal consigliere federale Fabrizio Cazzola. Buonasera a tutti, grazie mille alla Sanfiorese, al presidente Gastone Martorell per l'invito. Porto i saluti chiaramente del Consiglio federale e del presidente Cordiano Dagnoni. Vi ringrazio perché siete i primi del 2023 che organizzate i campionati italiani a livello giovanile, secondi soltanto agli Under e agli Open che si svolgono a Roma. Sarete tra i primi anche a beneficiare di quello che abbiamo deliberato nell'ultimo Consiglio federale, quindi ho un contributo sicuramente da parte nostra per la vostra attività. Grazie mille perché siete sicuramente una delle eccellenze a livello organizzativo e anche a livello societario del nostro territorio, e un forte in bocca al lupo quindi per tutto quello che andrete a fare nei prossimi giorni. Fabrizio, ti invito ad accomodarti qui al mio fianco perché so che hai alcuni piccoli omaggi da consegnare ad alcune persone che sono con noi qui al tavolo d'onore. Sì, ho un piccolo omaggio per il presidente della Sanfiorese e per tutta la società e per il presidente provinciale di Treviso. Sono il libro che rappresenta le 130 medaglie della federazione dello scorso anno, dalle vittorie su strada, su pista, ciclocross, paralimpiche, tutte quelle che siamo riusciti ad ottenere. Sono 130 medaglie importanti, un risultato storico perché probabilmente, spero ci arriveremo tutti gli anni, ma non sarà sempre così facile. E quindi questo è un libro commemorativo e insomma a questo c'è il pin con il nuovo logo della Federazione Ciclistica Italiana. È un piccolo omaggio che vogliamo fare alla società organizzatrice e al presidente provinciale di Treviso. Grazie Fabrizio. Posso chiedervi poi di mettervi per favore in posa per bene per la foto, grazie. Sì, dal microfono. Esattamente, se vi mettete al centro è molto meglio. Intanto mentre si fanno le foto ufficiali, saluto naturalmente i media che sono presenti questa sera, i media ufficiali che poi saranno con noi anche ai campionati italiani, quindi per il reparto video gli amici di Scratch e Foto Bolgan e Treviso MTB per il reparto foto. Voglio salutare prima di andare avanti anche tutti gli amici che ci stanno guardando in diretta live Facebook sulla pagina della Società Sportiva Sanfiorese. Ci cominciamo ad abituare, dato che poi anche il prossimo 28 e il prossimo 29 gennaio 2023 quella sarà la pagina di riferimento per tutta la diretta live Facebook. Quindi un saluto agli amici che ci stanno guardando da casa e noi ora continuiamo con i nostri interventi, rimaniamo sempre all'interno della Federazione Ciclistica Italiana. Noi lo presentiamo dal nuovo mandato della Federazione Ciclistica Italiana sempre come il presidente della struttura tecnica fuoristrada, ma per i bimbetti che stanno crescendo voglio ricordarvi che tra le altre cose questo signore ha vinto 3 tappe al Giro, 2 tappe al Tour, 1 tappa alla Vuelta e molto altro. Massimo Ghirotto. Grazie Don Reno. Intanto ringrazio per l'invito, mi associo ai complimenti e ai ringraziamenti rivolti alla società tutta, a tutto lo staff. Mi sono piaciute molto le parole del sindaco quando ha usato degli aggettivi importanti, no? La formazione di uomini. E mi permetto, signor sindaco, di aggiungere un'altra cosa, è di donne e di ragazze. Perché prima abbiamo visto una vicepresidente della società donna, ma basta guardare là e vediamo cosa c'è. Donne, uomini, ragazzi, ragazzi. Tra l'altro le donne quest'anno hanno fatto una parte molto importante sui risultati a livello internazionale. Hanno vinto loro, a livello professionistico credo che abbiamo vinto poco, ecco, dispiace, speriamo per il futuro, ma le donne quest'anno l'hanno fatto da padrone. Quindi l'invito è, care ragazzi, guardo voi, di sognare, perché anch'io sono partito dal nulla e qualcosa nella mia carriera ho fatto. Per quanto riguarda la manifestazione, e sarò veloce e concludo, del percorso parlerà il nostro CT Pontoni, che credo abbia molto di più da dire del sottoscritto. Per la prima volta, lo avevamo detto anche nella precedente presentazione, abbiamo sdoppiato i campionati italiani,
a metà di gennaio si faranno quelli agonistici a Ostia Antica e a fine gennaio si faranno questi campionati italiani giovanili dove insomma ci aspettiamo, caro Gastone, una grande partecipazione perché i rumors che sento dire in giro sono molto importanti e quindi preparatevi meglio che potete, guardo anche la signora vicepresidente perché insomma io in questo caso sono veneto ma mi sento di rappresentare il settore forestale, tra l'altro qua è anche presente un componente di commissione Mirko Barattin sul quale insomma dà un prezioso contributo a quello che è l'organizzazione di tutta la struttura. Quindi vi auguro buone feste, in bocca al lupo e sarò presente alla vostra gara. E noi naturalmente ti aspettiamo a braccia aperte, tra l'altro tu hai citato Mirko Barattin che avrà un ruolo abbastanza importante in quei 2 giorni, magari poi ne parliamo più avanti. Vorrei anche sentire la voce di altri 2 ospiti che sono qui al tavolo d'onore, ovvero quello del Presidente del Comitato Regionale Veneto e quello del Presidente del Comitato Provinciale di Treviso. Comincerei da Sandro Checchin per il Comitato Veneto. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito al Sanfiorese, a Gastone Martorell, il Presidente. Che dire, come Veneto usciamo dal 2022 con risultati straordinari e anche sotto il profilo organizzativo, ma ripartiamo col 2023 grazie alla società Sanfiorese subito con una pietra preziosa. La federazione che io mi onoro di rappresentare a livello regionale, la federazione centrale intendo, si è appoggiata molto quest'anno sulla forza organizzativa delle società venete, segno certamente di fiducia, ma soprattutto la certezza che viviamo in un ambiente molto evoluto, ma anche capace di sostenere organizzazioni di altissimo livello e grandi eventi. Quindi vuol dire che il nostro movimento davvero poggia su basi solide grazie a tutta una serie di persone, di società come la Sanfiorese, che in questo momento insomma, rappresenta questa gemma, e grazie al lavoro di un sacco di persone che nonostante le difficoltà anche come dire, attuali continuano a dare il loro prezioso contributo per mantenere viva l'attività agonistica, soprattutto quella del movimento giovanile. Come diceva il Sindaco, e apprezzo quello che ha detto, abbiamo una responsabilità enorme che è quella educativa e lo sport è rimasto probabilmente uno degli ultimi baluardi come distretto educativo. Non dobbiamo disperdere questa forza e non dobbiamo disperdere questa grande responsabilità. Quindi grazie alla Sanfiorese che dà ancora un grande esempio in questo senso. Grazie e buon 2023 a tutti. Da un presidente all'altro, Giorgio Dalbò per il Comitato di Treviso. Buonasera e grazie per l'invito. Usciamo da un 2022 stupendo per Treviso con il meeting e questa società che ha contribuito in modo fondamentale e apriamo un 2023 con a Treviso 3 campionati italiani che non è da poco, il primo è questo qui, poi avremo a Maser e a Pieve del Grappa. Questa testimonianza che Treviso il prossimo anno sarà ancora protagonista nel ciclismo italiano sicuramente. Per questa gara io vi invito tutti, io vado alla sera a fare una passeggiata a vedere il tramonto alla chiesa di Castello Roganzuolo, un posto magnifico. Avete una compagna, un amico, qualcuno, un'amica, portateli, è un posto veramente bello da vedere che si può assaporare un paesaggio stupendo. Ci aspettiamo tante persone che vengono sicuramente. Io ho ricevuto una telefonata, sono rimasto veramente contento dalla Sardegna che mi chiedono dove andiamo a dormire, dov'è la location, qual è la strada, quindi ci aspettiamo che da tutta Italia arrivino qui a Sanfiore in questo bellissimo posto. La società è sicuramente all'altezza di fare questo, se lo merita, è la ciliegina come ha detto il Sindaco e darà sicuramente lustro a tutto il movimento ciclistico italiano.
Grazie Giorgio Dalbò, ma insomma la storia del 45 sarebbe tantissima da raccontare per la Società Sportiva Sanfiorese, però questa è l'organizzazione più importante, quindi insomma c'è quel misto di tensione ma di passione che ovviamente è sempre in primo piano in società come quelle della Sanfiorese. Li state vedendo scorrere nel corso di tutta la serata, è una scelta che abbiamo fatto, cioè state vedendo tutti gli sponsor, tutti coloro che sosterranno questi 2 giorni. Gli sponsor sono tantissimi e noi questa sera, dato che abbiamo il piacere di averlo in sala, vorremmo un saluto da parte del vicepresidente della Banca della Marca, Gianpietro Marcolin. Che sostiene tantissime manifestazioni e siamo onorati che sostenga anche questi campionati italiani di ciclocross. Sì, buonasera a tutti intanto. Ringrazio il Presidente della Sanfiorese per l'invito e porto i saluti del mio Presidente di Banca della Marca, che purtroppo non ho potuto essere qua questa sera. Cosa posso dire? Giustamente il Sindaco ha detto che queste società del settore giovanile stanno facendo educazione e hanno un ruolo sociale importante. Però questo ruolo è fatto soprattutto dalle persone che stanno dietro alla società, sono tutti volontari che ci mettono del loro tempo, portandolo via anche alle famiglie. Io chiederei proprio un grosso applauso a queste persone che ci mettono l'anima perché sì, che questi ragazzi possano crescere nello sport e crescere anche nella vita. Ecco, tutto qua. Per il resto il nostro contributo cerchiamo sempre di farlo, di mantenerlo e di darlo a tutte queste società che fanno del settore giovanile la loro missione e quindi noi ci saremo sempre. Grazie e buonasera a tutti. Grazie, continuate così, grazie davvero. Prima di arrivare al CT Pontone, col quale vorrei poi parlare anche del percorso, credo che dobbiamo anche finalmente svelare ufficialmente il percorso, ma prima di farlo non posso non invitare al microfono colui che insieme ad altri aiutanti da molte settimane sta lavorando veramente a più non posso in ogni minuto di tempo libero per realizzare questo tracciato di gara dei campionati italiani di ciclocross. Sto parlando dell'altro vicepresidente della Società Sportiva Sanfiorese, Luigino Casagrande. Allora, prima di far partire le immagini, Luigino, hai fatto un calcolo? Tu, Riccardo e molti altri, quante ore già sono state messe a Castello Roganzuolo solo per il percorso? Non tanta roba, nel senso che non tanta. Abbiamo tracciato il percorso sulla nostra mente, ovviamente, e sulla carta, col GPS, niente di particolare. Il grosso del lavoro sì, abbiamo fatto qualcosa, ma insomma c'è ancora del tempo e si può fare, non è che... Ok, no, pensavamo foste disoccupati, no? Siamo contenti così. Bene, allora vediamo questo tracciato. Abbiamo preparato anche, grazie ai nostri tecnici, grazie a Daniele e alla regia, questo filmato interessante che parte in questo momento. Voliamo fino a Castello Roganzuolo. Opla, Luigino, vai. Con la partenza del bollino rosso si va verso il cimitero, si sale... scusa un attimo, quasi mi siamo perso, vabbè, perché non gira come lo vedo io, ok. Comunque niente, si parte dal Borgo Gradisca e si va verso il cimitero, come dicevo prima, si passa sotto il traguardo, si entra negli ulivi della Pieve e vabbè, si fa un po' di slalom negli ulivi e si sale sulla piazza superiore, dove c'è il parcheggio camper, eccetera, e vabbè, il percorso si noda così, poi scende dalla parte nord, dietro la chiesa, diciamo, scende e ritorna nella parte di Olivi, quella a nord, e anche là fa un po' una parte di percorso, ok. Poi c'è la stradina che viene verso la Gradisca e ritorna indietro con una contropendenza su sterrato, insomma, dai. Poi si attraversa comunque un orto, e si entra nel cortile interno un cortile interno e si esce sulla strada e via Gradisca.
birra di Ischia, poi si entra nell'area team, diciamo, dove c'è anche il box, tra l'altro, la prima volta. Si attraversa la strada, come si vede qua adesso, e si entra nel bosco, vigneto e quant'altro, si esce di nuovo sulla strada e si fa la seconda parte di box, non prima di aver fatto gli ostacoli artificiali. Di lì c'è un dentino che va all'arrivo e l'arrivo è in salita, l'arrivo è al cimitero. Questo è un po' quello che è cambiato dall'anno scorso, insomma, in qualcosa. A tuo giudizio, Luigino, quanto è duro questo tracciato? Ma qualcuno mi ha detto che è meno duro dell'anno scorso, vedremo sul campo, i ragazzi lo provano e diranno la sua, insomma noi lo tracciamo e poi una cosa tengo a dire che ho messo una rampa in salita che dovranno fare a piedi, mi pareva la cosa più logica, in un campionato italiano che non ci fosse un tratto a piedi, sì. Ci abbiamo messo che quello, li facciamo rallentare e fanno il tratto a piedi giusto davanti al cimitero, come diciamo, davanti all'arrivo. Bene, quindi ce lo godremo bene, anche dalla zona traguardo. Come avete capito, un misto, non è che c'è la piana, c'è la salita solo, c'è questo e quello, e insomma credo sia anche divertente, tra l'altro. I primi pareri li sentiremo quando i ragazzi girano e vabbè. Bene, quindi lo scopriremo nelle prossime settimane. Prima di lasciarti andare al posto, vorrei fare una citazione speciale per persone del dietro le quinte come Luigino, ma come Mirko, cioè coloro che sono ai box, ma queste persone qua sono anche coloro che tipo la settimana scorsa si sono fatti 13 ore di furgone in andata, 13 in ritorno in 2 giorni e mezzo, ad esempio, per andare a Gallipoli. Quindi un applauso a persone come loro, senza le quali non ci sarebbero nemmeno questi 20 ragazzi marchiati, firmati Sanfiorese, che poi fanno questo meraviglioso sport. Non serve che dici niente, Stop, basta. La ringraziamo, vicepresidente, grazie. Vabbè, questo è il percorso, ricalca molto quello dell'edizione 2021, era l'ultima tappa del Mastercross SLSMP, ma ci sono anche delle importanti novità. E dopo averlo visto così e analizzato ovviamente già nei mesi precedenti assieme all'organizzazione, io vorrei che ce lo commentasse anche il CT, 2 volte campione del mondo di ciclocross, Daniele Pontoni. Vieni qua, Daniele. Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito, Presidente. Vedo con piacere molta gente in sala. Luigino ha appena spiegato il percorso, l'abbiamo visto l'anno scorso, quindi è cambiato qualcosina, abbiamo sistemato l'arrivo al contrario, quindi direi molto bello, si arriva in salita e sono sicuro che con la vostra esperienza farete 3 giorni, sarà una 3 giorni di sport, di divertimento, ma soprattutto di festa. È un appuntamento importante, la ciliegina avete detto, ma quando ci sono questi appuntamenti importanti, poi quando si arriva alla fine si gioisce ancora di più, sarà un successo sicuramente per voi che organizzate, per gli atleti. Mi preme anche ringraziare chi porta in alto, in giro e continua a coltivare questo settore giovanile che ben sta figurando in questi anni. Quindi ogni anno migliorate, ogni anno aggiungete qualcosa di nuovo, ogni anno si aggiungono persone uomini, persone che poi diventeranno uomini e donne, come abbiamo detto in futuro. Quindi il mio in bocca al lupo sincero, forte, importante, perché ve lo meritate. E anch'io, come te Massimo, sarò presente in quel finale di settimana. Rientrerò dalla Spagna, perché noi faremo la Coppa del Mondo in Spagna e io rientrerò per questo campionato italiano, perché è giusto essere qui, essere presente a vedere anche con i propri occhi il nostro futuro, ripeto, come uomini, ma soprattutto anche come atleti per quanto riguarda il CT, permettetemelo. Quindi vi ringrazio e di nuovo buon lavoro, perché c'è bisogno.
Grazie commissario tecnico, grazie Daniele Pontoni. Beh, l'avete ben capito, c'è una persona al tavolo d'onore che ancora non ha detto nulla. È la persona che di solito arriva in giacca e cravatta, invece questa sera si è vestito esattamente come i suoi ragazzi e le sue ragazze. Ma, dato che il Presidente, se qualcuno ha anche visto i video di Gallipoli, dato che lui era presente lì sul traguardo, pochi metri dopo il traguardo, si sarà accorto ascoltando le voci, guardandolo, che è un presidente che si emoziona facilmente. Quindi prima di farlo intervenire io vorrei subito tastare la sua emozione e prima di invitare il presidente vorrei invitare soprattutto tutti i portacolori della Sanfiorese qui al centro. Forza ragazzi! Chiediamo scusa ai nostri ospiti se ora vi daranno per qualche minuto le spalle, ma sono talmente tanti. Ho perso il conto di quante vittorie hanno conquistato in questa stagione, ma quantomeno possiamo dire che hanno conquistato 5 titoli regionali Veneto, 2 titoli provinciali di Treviso e, puntini, secondo me mercoledì prossimo bisognerà pensare a rifare anche le maglie per la prossima stagione. Boh, non lo so, aspettiamo intanto che venga mercoledì prossimo. Presidente, prima di farla intervenire, che dice se faccio intervenire anche colui che porta ufficialmente in giro come direttore sportivo questi ragazzi? Marco Paludetti, raggiungici per favore. Grazie a tutti. Sei soddisfatto dei tuoi ragazzi? Fino a questo momento, la stagione è ancora lunga, sei soddisfatto di loro? Sì, sono soddisfatto. Diciamo che va più che bene quest'anno, anche l'anno scorso, però quest'anno siamo alla grande. Beh, insomma, la settimana scorsa è arrivata anche questa maglia che ci piace chiamare rosa, in realtà è la maglia bianca perché è degli allievi del primo anno, quindi una maglia rosa, 5 maglie di campionato Veneto, 2 maglie di campionato Treviso, poi facendo i puntini, andando contro ogni scaramanzia che per carità ci sta sempre bene, mi sembra che mercoledì prossimo c'è un altro bel traguardo importante per la Sanfiorese e sarà tagliato a San Francesco al Campo in Piemonte, giusto? Sì, esatto. Il campionato italiano società, quest'anno noi siamo in testa e non diciamo altro. Abbiamo fatto un po' di calcoli, diciamo, quindi non diciamo niente, però insomma abbiamo un buon vantaggio e il merito è tutto di questi ragazzi qua, dei risultati che hanno fatto e siamo veramente contenti per loro, per la società, per tutta la gente che lavora sotto, perché comunque sembra facile comunque ottenere questi risultati, ma c'è un lavoro importante dietro, l'hai appena menzionato prima, delle persone, dai consiglieri ai genitori, se lo meritano, sono sincero, sono già qualche anno che questi ragazzi qua crescono dai nostri vivai e ogni anno otteniamo sempre qualcosa di più. Dalle maglie tricolori che sono arrivate, perché comunque è già qualche anno che le vinciamo, a questa, per esempio, che noi siamo andati a Gallipoli che eravamo secondi, quindi c'era solo un'opzione da fare. Chi vinceva prendeva la maglia. Chi vinceva prendeva la maglia, ha vinto un ragazzo che secondo me è il futuro nostro del ciclocross, è un ragazzo giovane, però in 3 anni ha vinto 2 campionati italiani, una maglia rosa, e quindi penso che siamo sulla buona strada, sperando che resti tranquillo coi piedi per terra come adesso. Bene, Presidente, manchi solo te, Gastone Martorell. Buonasera a tutti. Allora, Presidente, sei pronto? Guarda, io qui tutti ringraziano me, io devo ringraziare perché poi alla fine sono quello che fa il menù di tutti. Innanzitutto, tieni Gastone, insieme il gruppo. Scusa se ti interrompo, da Sì. quanti anni tu sei al vertice? Cioè sei presidente della Sanfiorese? Troppi. Non mi ricordo.
non l'ho guardato, per dire il vero, non lo ricordo. So che mio figlio voleva andare a correre in bicicletta, mio figlio adesso ha 38 anni, ne aveva 14. Abbiamo capito, dai. Volevo andare a correre in bicicletta, l'anno dopo sono venuti a piangere a casa mia che dovevo entrare in società, va bene, sono entrato in società, l'anno dopo sono diventato presidente e a parte una piccola parentesi di un paio d'anni, poi sono ancora qua, ma adesso insomma bisogna cambiare qualche cosa, no? Pian pianino io comincio a essere vecchio e quindi magari a non pensare nello stesso modo e magari insomma dai, ci sono tanti giovani, ci sono dei bravi genitori che qualcuno prenderà il mio posto pian pianino. Allora Gastone, tornando nei dettagli, abbiamo nominato tanto questa sera la Pieve di Castelloro Ganzuolo. Vorrei che tu ci parlassi un attimo di più di questo luogo che sarà, non dico al centro, ma quasi davvero al centro di questo campionato italiano. Ma sai, io non è che conosca a memoria cosa c'è dentro nella Pieve, no? Però quando uno ci va, insomma, qualsiasi sia il suo livello di istruzione, qualsiasi attività faccia, qualsiasi sport faccia, rimane incantato, no? Perché è un posto meraviglioso, è un posto che ti incanta al mattino, che ti incanta a mezzogiorno e che ti incanta la sera. E che ti incanta con qualsiasi tipo di meteo ci sia all'esterno. Ecco, abbiamo iniziato il percorso dell'anno scorso, o meglio questa corsa per il campionato italiano, non mi ricordo più spinti da chi, forse spinti da loro due, poi è arrivato lui e poi è arrivato il presidente della federazione del comitato lombardo che ha detto: come avete fatto a trovare questo posto? E io ho detto: lasciatemi stare che oggi insomma era una giornata in cui avevamo 600 iscritti e sì, quindi non è stata una giornata facile, no? Però per dire il vero, Luigino, mentre stava smontando il percorso, perché è da poco che lavora, no? Ma mentre stava smontando il circuito ha detto: ma sa tu là, se podría pasar por de A, se podría fare di questo, se podría pasare, che ho già mandato a quel dell'Ord, ha detto che sì, tanto non viene su niente in dicembre in dell'Ord. E quindi non è che ha cominciato l'altro ieri, no? Ha cominciato un anno fa, in questo, parlando in dialetto, perché qui credo che ci capiamo tutti, no? Ecco, poi pian pianino abbiamo partecipato insomma a questo bando, perché c'è stato un bando ufficiale della federazione ciclistica in cui mi ricordo un giorno stavo rientrando da Milano e Massimo Ghirotto mi ha chiamato, mi fa: ma tu cosa pensi, cosa dici? Beh, come cosa dico? Quel bando lì è stato costruito per la Sanfiorese? No, mi fa: come è stato? Sì, perché io ho fatto 10 anni il sindaco, ho imparato a leggere i bandi e vado a guardare sempre i punti, dove si prendono i punti, e ho detto: qui, cioè, si parla anche di logistica, ho detto: ma guardate che il circuito di Castello dal punto di vista logistico ha 3 uscite dell'autostrada, Conegliano, Godea e Vittorio Veneto, ha 3 stazioni ferroviarie, Conegliano, Godea e Vittorio Veneto, che sono a 5 minuti. Io ho detto: guarda, sto venendo a casa da Milano, per fare 5 km ci ho impiegato 1 ora e mezza, adesso non venga fuori che dal punto di vista logistico Milano è migliore di San Fior. No, non è così, è vero? Ecco, poi la cosa insomma è proseguita e insomma siamo rimasti contenti tutti quanti che ci sia stata questa assegnazione, anche perché abbiamo dei ragazzi che si stanno impegnando e che ottengono risultati. Ecco, l'ha detto il sindaco, insomma l'abbiamo detto tutti, che la nostra è una palestra di vita e che quindi per noi, io è da tanti anni che lo dico, magari sarò ripetitivo, ma dico effettivamente che noi facciamo un'attività sociale importante, perché i ragazzi che vengono qui, che praticano quantomeno questo sport, non è che hanno tanto tempo di andare a bighellonare in giro per le strade, cioè qui si deve fare bene a scuola, e si deve rispettare le regole, si deve rispettare la famiglia, e anche chi gratuitamente ci mette tanto tempo per permettervi di praticare questo sport.
Ecco, devo dire che qualcuno, a volte sento qualche critica, ma sai, ma i ragazzi che vincono sempre, ma come, ma voi li forzate? Allora guardate, 15-20 giorni fa ci sono stati i campionati regionali a San Pietro in Gu. Io il giorno prima di contrarre il Covid, non sapevo, l'ho contratto il giorno dopo, magari qualcuno in quel posto, insomma, l'ho preso da qualcuno. E io sono andato a trovare i ragazzi, era qui vicino, sono entrato nel gazebo e loro erano seduti sulle sedie, tranquilli, ho detto, oh, ma qui siete pronti? I ragazzi non mi hanno detto, però mi hanno detto, noi siamo felicissimi. Poi sono uscito, ho trovato un genitore, gli ho detto, sai, gli ho chiesto se sono pronti, mi hanno detto, no, però siamo felicissimi. Allora lui mi ha detto, allora vuol dire che sono pronti. Sì, e non era un genitore qualsiasi, No, mi pare. non era un genitore Era un qualsiasi. certo Franco Pellizzotti che è qua in sala. Dov'è Franco? Sì. Fatti vedere. Sì, era Ciao, Franco. Allora, diciamo che la prima cosa che i ragazzi devono fare a questa età è divertirsi. Io ho sentito ragazzi che mi hanno detto che erano felicissimi. E uno mi ha detto, Presidente, guarda che noi oggi prendiamo 3 maglie. Io ho detto, sta buon, prendiamo 3 maglie. Io ho detto, prendiamo 3 maglie dove? Prendiamo 3 maglie. Dopo la prima gara mi ha detto, guarda che mi sono sbagliato, ne prendiamo 4 maglie. Sta buon, perché non aveva contato la Valentina. E aveva sbagliato ancora. Perché È sbagliato ancora perché poi lui è quello che ha preso l'ultima maglia. E io non sono rimasto a guardarlo, era Lorenzo De Longhi che ha preso una maglia pur essendo rimasto fermo per un po' per un problema, insomma, per un problema fisico, e quindi ha dovuto fare. Ecco, i ragazzi non erano stressati, erano felicissimi, mi hanno detto, mentre stavano nel gazebo a divertirsi, ecco, magari qualche volta utilizzate meno il telefono, che non fa male se utilizziamo meno il telefono, va. Divertitevi tra di voi che vale molto di più. Ecco, poi devo dire che le istituzioni, insomma, ci sono state vicine, tanto la regione quanto il comune, quanto la federazione ciclistica in questo caso, quanto tutti gli sponsor. Ne vedo un bel po' in sala e adesso, insomma, stanno scorrendo, però dico che senza tutte le persone che lavorano gratuitamente non si potrebbe fare quello che fa la Sanfiorese, ma non si potrebbe fare neanche senza chi ci dà un aiuto economico, perché poi manifestazioni di questo tipo hanno anche un costo e ovviamente ognuno ci mette del proprio, e se non fosse così non riusciremo ad affrontarle. Ecco, quindi un grande grazie davvero a tutti quelli che costantemente, e a volte anche più di quanto possano, di quanto sia la normalità, ci danno una mano per sostenere, per finanziare attività di questo tipo. Gastone, vorrei leggere velocemente con te il programma di gara, che insomma ora è ufficiale ormai da alcune settimane, quindi chi ha l'opuscolo lo può guardare. Si comincia così, con le prove percorso il venerdì dalle 14 alle 16. Il giorno dopo, oltre alle prove percorse, soprattutto il campionato italiano Team Relais, che partirà alle 14.30, è stata inserita anche una manifestazione che è, tra virgolette, esterna dal punto di vista tecnico a questo campionato italiano, ma insomma crea ancora il giusto contorno, cioè va a riempire quella giornata di sabato che altrimenti sarebbe solamente impregnata sul pomeriggio. Cioè avete scelto di far gareggiare anche gli amatori, nella speranza che magari ci siano anche delle belle maglie tricolori, dato che saranno già state assegnate a Ostia Antica poco meno di 2 settimane prima. Sì, io credo che insomma ci siano tanti genitori che praticano l'attività, che vengono ad accompagnare i figli, perché così ho visto l'anno scorso a Variano, e quindi credo che dare l'opportunità di fare una gara su quello che poi sarà il circuito dei campionati italiani non sia una brutta cosa. Nel contempo, posso rubartelo? No, prendo quello di Giorgio. Nel contempo qui c'è scritto nono trofeo città di Sanfior, che volevo insomma rimanesse, e c'è scritto anche terzo memorial Adriano Lot, che è una persona che insomma è venuta a mancare prematuramente, e che ci era vicino, che ci ha aiutato per un bel po' di anni, che era molto vicino allo sport, magari più al calcio che non al ciclismo, però alla Sanfiorese non ha mai fatto mancare il supporto quando ce n'era bisogno, per cui era anche insomma un amico personale. Credo che sia giusto
mantenere anche questo. Mi sembra giusto e come. Dobbiamo aggiungere qualcos'altro? No, io credo che possiamo aggiungere che adesso abbiamo un rinfresco ben nutrito, perché ci sono le mamme che non appaiono mai ma che poi dietro le quinte lavorano tanto, che ci hanno preparato qualche cosa e quindi facendoci gli auguri di Natale stiamo qui e sorseggiamo e mangiamo qualche cosa. E io vi faccio tanti auguri e vi aspetto tutti quanti in quel di Castello Roganzuolo. Bene, ufficialmente, e finalmente posso dirlo ufficialmente, dico ai ragazzi e ai tuoi ragazzi di stare molto attenti, perché sarete osservati speciali all'interno del circuito in quei 2 giorni, perché insomma io non posso vedere tutto anche se avremo la diretta Facebook, ma a guardarvi da vicino ci sarà un certo esperto che tutti voi conoscete e che ho voluto al mio fianco per questa avventura, quindi attenzione, perché ci sarà come la amo definire io, la vecchia volpe, dato che è del 77 ma sembra ancora un giovincello. Ci sarà Martino Fruet che girerà di qua e di là e saprà cogliere ogni particolare, soprattutto di ciò che andrete a confezionare voi nel vostro campionato italiano. Bene Presidente, direi che ora andiamo a brindare. Andiamo a brindare. Grazie. Vi aspettiamo il Grazie, 28 Moreno. e il 29 gennaio 2023 ai campionati italiani giovanili di ciclocross di Castello Roganzuolo. Buona serata a tutti. Grazie. Buona serata.